I 58 posti letto di malattie infettive sono occupati e lo sono 17 dei 18 in terapia intensiva e 10 dei 12 della semi-intensiva. Nell'ultima settimana la seconda ondata della pandemia ha riportato sotto stress anche le strutture ospedaliere di Padova che, spiega Daniele Donato, capo della Task Force Covid, si aggiornano su una chat 24 ore su 24 da Schiavonia a Cittadella a Campo San Piero. Noi apriamo i posti letto sulla base di quella che è la domanda e fortunatamente abbiamo la possibilità di dialogare con una rete di ospedali che è a disposizione nel momento in cui abbiamo necessità di posti letto. Una situazione che sta comunque prefigurando un progressivo aumento dei posti letto Covid nelle strutture ospedaliere del Veneto. Non abbiamo ancora utilizzato posti letto per l'attività ordinaria, perché nel momento in cui aumentasse ulteriormente la richiesta dovremmo rivedere l'attività ordinaria e quindi recuperare le risorse in termini di posti letto e di personale. Adesso questa situazione non c'è ancora. Infatti visite mediche, afflussi al pronto soccorso, attività chirurgica, compresi i trapianti di reni e di fegato, le donazioni di organi, seguono la programmazione fissata. Per ora, insomma, la macchina regge.